Ok, allora stiamo andando a prendere il rotolone che c'era in fondo e lo portiamo qui vicino alla stradina, perché appunto là ha finito di irrigare. Accendiamo qua la bicicletta che mi dà un po' di potenza. Oh, senti quanta polvere, perché c'è tutto secco, non riesco neanche a parlare, mi fa tutta la polvere in bocca. Allora adesso io mi devo fermare un po' prima per spegnere l'acqua, perché c'è l'attacco dalla parte di qua. L'attacco è qua, vedete, ogni volta si rischia di bagnarsi. Boh, adesso qua mi bagno tutte le scarpe. Come mai non si stacca questa chiave? Eccola. Boh, perfetta. Questa la lascio qua, la prendiamo su dopo quando passiamo. Adesso vado avanti a togliere il ruolo. Questo è un video, sarà tutto in POV, versione POV. Lo devo tirare su? Devo tirare su prima i piedi. Ah. Boh, tieni, dammi. Boh. Tira sulla gamba. Contrario adesso. Vediamo se ho imparato come l'altra volta. No, sì, ci vuole tecnica. E se faccio così stai più veloce o no? Ecco, fatto. Boh. Questa è la parte dove si rischia di bagnarsi di più i piedi, perché qua ha piovuto quasi. Eccolo. Sì, ho capito. Piano. Va bene. Tira! No, al contrario! Mi hai detto tira, no spingi. Tira la pizza. Ah, gira. L'ho già tolta. Ok, ragazzi, l'abbiamo staccato da qua. Adesso aspetta che salgo sopra. Urca. Boh, dai. Oh, quando parte la pedalata assistita è potente. Allora adesso qua bisogna che carichiamo la chiave. Non è che si ribalta quella bici lì. E dopo vado a prendere il Centauro 60 e lo porto là dove dobbiamo tirarlo, perché che sia pronto, insomma, ecco. Dove lo metto? Aspetta, oh. Se aspetti un secondo invece di continuare a muoverti. Guarda, non si ferma mica. Andiamo a prendere il Centauro 60 adesso e lo porto all'interno della pista, così poi è già preparato per tirarlo. Porca, tutte queste buche potenti. Ci siamo. Fortuna che il padre gli ha sistemato i freni a sta bici, perché fino a ieri erano proprio, cioè non frenava. Che caldo che fa comunque. Eccoci qua. Allora spegniamo cavalletta e prendiamo sul Centauro 60. C'è una retro un po' strana questa. Comunque magari poi in un video vi spiegherò meglio tutto. A parte che ci dovrebbe già essere un video lungo, ma magari faccio uno shorts in cui vi spiego come funziona il Centauro 60. Fatemi sapere se vi può interessare. Partiamo. Penso che lo tira da qua, sì. Per forza. Perfetto. Ok, trattore preparato al posto di partenza. Adesso dobbiamo aspettare il padre che venga qua col rotolone. Chissà dove si è fermato. Ecco il padre che sta arrivando. Star sotto sto sole qua 5 minuti è come, non so. Dove sei? Si è fermato a parlare? Sì, sicuro. Dove ti sei fermato? Lo lasci lì, messo così. Lo tiro. Si impegna sempre su quella ruota lì. A volte va bene, a volte si fa fatica a farlo girare sopra la ruota. Boh, tieni indietro. Basso la gamba. È vero, sì. Si fa prima così. Ho preso sulle dita, che male. Ok, qua bisogna andare a mano. Urca. Quanto lo devo alzare? Faccio fatica, sì. Ah, adesso sì, è semplice. Stavo alzando anche il trattore prima. Ma adesso? Ma qual è quello dietro o davanti? Quello davanti. Difatti. C'è una sola che va giù. Adesso va giù anche l'altro. Vedi? Di solito vanno insieme però. Boom. Lo alza ancora o va bene così? No. Gira, mola. Gira di là. Cosa vuol dire di là? In là va con quelli, che non riesco mia se no. Sembra che devo girare il tubo se dici gira. Se no mi devi dire prendi il tubo e vai in là. Cioè è vero che lo appoggi in giù così, forza meno. Ma chi è che te l'ha detto quello? Lì. Guarda lì che piega. Come lo mettevi di solito? In un'altra maniera. Ma dai, cosa stai lì? Ah, diventa armato. Cosa vuoi che costa? Cambialo o no? Ok. Sarà 150 euro. Va bene, lo cambi. Piuttosto di star lì a fare ogni volta diventa armato. Non sai neanche se è vero poi quello che stai dicendo. Qua fai così. Vedo che adesso è bella. Un po' più di prima, ma non va mica via. Non si stacca. Ah, aspetta. Prima devi tirare allora. Boh, vabbè. Non so perché. Accendo quando arrivi in fondo. Vabbè, andiamo avanti un po'. Non so perché le cose con lui funzionano. Faceva lo stesso identico movimento. Con lui funziona, come no. Boh.
Lì l'ha fermato bene con 2 sassi, adesso lo porta in fondo di là. Ormai il lavoro principale di quest'estate è irrigare i campi, perché diciamo le viti con sto sole qua non crescono tanto. L'erba stessa cosa, sì, ogni tanto vabbè bisogna passare con la cimatrice nei vigneti oppure a trinciare l'erba, ma molto più raramente delle altre volte, insomma, ecco. Adesso il padre quando arriva là in fondo in pratica c'è una rete, quindi non può portare fuori il Centauro 60, deve lasciarlo per forza là e quindi gli mette sopra un telo. Comunque dopo vi faccio vedere, adesso vediamo quando finisce di srotolarlo qua, ma dopo devo aspettare lo stesso qualche secondo perché appunto gli deve mettere sopra il telo. Ok, è arrivato in fondo, adesso gli sta mettendo sopra il telo velocemente, anche perché ha paura che io accendo l'acqua. Sì, devo dire il Centauro 60 non lo utilizziamo tanto come trattore per le lavorazioni, ma va bene insomma per fare questi lavoretti qua, tirare il trattore eccetera eccetera, spostarsi magari di qua e di là. Ok, l'ha quasi coperto tutto. Boh, ok, posso accendere, mi ha dato il segnale, via. Urca. Perfetto, sentiamo tutto. Ok, eccolo là, il rotolone è partito. Adesso vi faccio vedere il telo che appunto ho messo sopra il Centauro 60. Non è che si impegna tra gli ulivi. Ecco, vedete dov'è il Centauro 60? Lì sotto, perché se no non riesce a portarlo fuori e allora lo copre col telo. Senti che fresco. Boh, è piano, devi tirare un po' in su di qua per farlo andare dentro il coso. Via, adesso vado a casa a mangiare.